Si è insediato ieri il presidente del Parco Archeologico di Agrigento, dottor Bernardo Campo, e ritorna così il Consiglio del Parco, grazie a un provvedimento dell'attuale assessore Vittorio Sgarbi, che riconosce come illegittimo sotto vari aspetti il documento firmato dal precedente assessore regionale, allorquando stava per terminare la legislatura, che accogliendo un ricorso del sindaco di Agrigento del 31 ottobre 2017 ne revocava l'incarico. Decisione confermata come illegittima anche dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in quanto fatta in prossimità di fine mandato, ove si possono firmare solo atti di ordinaria amministrazione. Bernardo Campo riprende così la sua attività, che lo aveva visto particolarmente impegnato al recupero e alla fruizione del Palacongressi di Agrigento. Il Palacongressi è stato riaperto e si è riaperto grazie a una norma voluta dal vecchio governo regionale, dalla vecchia assemblea regionale. Ricordo perfettamente l'onorevole Fontana, l'onorevole Panepinto, l'onorevole Cimino, che ci hanno lavorato tantissimo su quest'articolo che permetteva la possibilità che il parco destinasse il 10% dello sbigliettamento al Palacongressi per riaprirlo. È stato riaperto e questo è un merito del parco che ci è riuscito, un merito di chi ha proposto questa norma, ed è un vanto, credo che sia adesso per gli agrigentini, che ha cambiato un po' l'immagine del villaggio Mosè. Anche su questo devo dire che l'inaugurazione mi è sembrata un po' sottotono, perché essendo un Palacongressi, il più grande Palacongressi che abbiamo in Sicilia, che è votato al turismo congressuale, anche lì una maggior presenza dell'assessorato turismo forse sarebbe stato qualcosa che doveva essere fatto. Guardando al futuro, lei ha interrotto tanti progetti iniziati, cosa ne sarà ora del futuro del Palacongressi, ma non solo, il futuro di tante iniziative che prenderete, come anche il nuovo Consiglio del Parco? Guardi, oggi qua c'è stata una riunione con l'ESA. L'ESA ha fatto un suo convegno qui oggi alla sala della Valle dei Templi per parlare di olio. Una delle mie cose, una cosa che vorrei fare io, è creare questa famosa DOP Valle dei Templi per l'olio, per la mandorla, per il vino. Oggi mi è stato assicurato da parte del Presidente dell'ESA che mi darà una mano per poterla costituire. Questo credo che sia qualcosa di importante, perché brandizzare con la Valle dei Templi il prodotto locale non può fare altro che dare un valore aggiunto alle produzioni, ma non solo, ma dare una mano ai coltivatori che in questo momento sono soffocati da una crisi che tutti conosciamo. Dopodiché devo dirle che avevamo lasciato in asso la fruizione del Tempio di Esculapio e del Giardino delle Essenze. Questo è qualcosa che secondo me va ripreso subito. Vanno concentrati gli sforzi sull'archeologia, concentrati gli sforzi più che altro su ciò che riguarda le competenze istituzionali del parco, anche se gli eventi sono importanti, gli eventi danno lustro al parco, ma i grandi eventi e dobbiamo un attimo cercare di fare un po' di più per quanto riguarda l'attività istituzionale. Ecco, ricordiamo anche l'evento per cui si sta lavorando, che è il ritrovamento del nuovo teatro. Ecco, ci sono anche lì delle novità, a quanto pare un teatro nel teatro. Sì, lì è una continua scoperta. È stato concluso il progetto di scavo che era stato fatto con i fondi del maggiore sbigliettamento dell'anno scorso, e quest'anno fortunatamente riprenderà la campagna di scavi con il finanziamento che è stato dato al parco con il Patto per il Sud. Di questo devo dire che sono abbastanza orgoglioso, perché io stesso mi sono occupato con il parco di far redigere un progetto nei tempi e nei modi previsti dal Patto per il Sud, e per questo è un progetto che io avevo seguito personalmente, è un progetto per il quale avevo cercato di dare un'impronta sia nella tempistica che nella quantificazione degli importi progettuali, per poter essere coerente con il Patto per il Sud. È stato finanziato e adesso riprenderà e sarà attivato attraverso un apposito bando che verrà fatto.